Grazie, prendiamo la linea dal Veneto, abbiamo invitato Lucio Leonardelli, vicepresidente di Autovie Venete, verrà riconfermato vicepresidente anche se viene eletto Bortolotti, immagino, perché adesso i vicepresidenti saranno... Ma sa, è ancora un po' difficile. Uno Veneto, un uno... po' difficile. Ma non se ne possono avere due, mi scusi? Diciamo che attualmente lo statuto non lo prevede, probabilmente bisognerà modificare lo statuto, ma questa è tutta una partita che sta giocando la Regione Friuli. Al momento sì, fino alla scadenza. No, perché sì, si sentono tutte queste voci diciamo, anche sui giornali. Fino ad ottobre ci sono io, poi si vedrà. Ah, ho capito, perfetto. E lei come vicepresidente deve difendere una scelta di Autovie che riguarda tutto il territorio del Veneto orientale e non solo. Tutta Europa, oserei dire, il casello di Vivione, perché si è letto recentemente di qualche mal di pancia. Sì, in effetti ci sia stato qualche mal di pancia e mi pare che si tratti di mal di pancia del tutto immotivati, perché in effetti il casello finalmente possiamo dire è nella realtà dei fatti, nel senso che dopo essere entrato nelle procedure della terza corsia è nelle opere del commissario e ha anche determinate scadenze, ovvero nel cronoprogramma del commissario è prevista la realizzazione entro il 2013. Spiace aver letto in questi giorni in effetti che ci siano state delle considerazioni in qualche modo anche negative rispetto ad un'opera che è vero, è un'opera di cui si parla da parecchio tempo e quindi è un'opera in qualche modo anche un po' travagliata, possiamo dire, però è un'opera che in effetti, come diceva lei, porta una grande servizio al territorio. È travagliata, mi perdoni, anche per la terza corsia, perché tra poco verranno avviate le procedure di esproprio. Il sindaco Antonio Bertoncello, sindaco di Portogruaro, ha riconfermato all'ambiente Ivo Simonella, giusto? Ma Ivo Simonella non è un ambientalista. E questa scelta non è per caso un segnale pro o contro la terza corsia, secondo lei? Ma io a dire il vero non darei questa lettura, diciamo che l'ha confermato probabilmente perché aveva necessità. Ma si è sentito anche nei nostri telegiornali, Hermes Drigo insomma si è mostrato molto critico per quanto riguarda Autovie Veneto, però non Portogruaro. Ma l'assurdo è questo, che abbiamo da un lato una figura come Hermes Drigo che fino all'altro giorno era nella maggioranza che sosteneva Antonio Bertoncello, che da un lato dice che la terza corsia non serve a nulla, l'autostrada è dannosa per il territorio, dall'altro abbiamo il sindaco Bertoncello che dice invece che la terza corsia è un'opportunità che Portogruaro e il portoghese deve cogliere. E questo sta a capire che tipo di contraddizioni hanno all'interno di questa maggioranza, laddove c'è anche un Ivo Simonella che indubbiamente non so che tipo di ruolo abbia, però sicuramente è uno dei più, come dire, accesi ambientalisti e probabilmente avranno anche problemi di questo tipo. Ringraziamo Lucio Leonardelli per questo suo intervento, buon Ferragosto anche a lui e buon compleanno, perché sappiamo che lei compie gli anni, su Facebook ha detto che compie 18 anni e 36 di esperienza. Sì, ho cercato di mitigare in qualche modo il fatto che abbiamo superato una certa età. Grazie degli auguri e auguri anche a voi. Grazie a lei, auguri ancora a Lucio Leonardelli, la linea alla redazione centrale. Forse il cappello d'argento però tradisce l'età di Leonardelli.